L'ITS Red Academy del Veneto ha il compito di preparare tecnici superiori in materia di bioedilizia, costruzioni, marketing del legno e tecnologie del Made in Italy. ITS Red è uno dei 7 ITS veneti ed è quello destinato alla filiera delle costruzioni, quindi il settore industriale delle costruzioni, e parte con una prima declinazione che è quella che oggi chiamiamo Building Manager, quindi un tecnico evoluto nello studio dell'involucro e l'efficientamento energetico del fabbricato. Poi cominciamo una seconda declinazione, che è quella che nasce a Vicenza, che è quella del Marketing Manager della filiera del legno. Qui, in un accordo con un'industria, creiamo dei super tecnici capaci di gestire e ottimizzare la produzione della filiera del legno. La terza declinazione nasce poi a Padova ed è quella invece dell'Energy Manager, quindi una figura volta fondamentalmente all'efficientamento impiantistico dei fabbricati. Questo corso raddoppia anche sempre su Verona e si apre poi un corso anche a San Donà, quindi nel veneziano, che è quello sempre legato al Building Manager. Da quest'anno cambia declinazione, si chiama Construction Manager. Noi abbiamo iniziato ancora ormai da 6-7 anni fa ad ospitare il primo ragazzo in stage, che poi è diventato un nostro valido collaboratore, assunto a tempo indeterminato. E da allora direi che ogni anno abbiamo sempre ospitato dei ragazzi in stage, ci hanno sempre dato una mano, validi collaboratori, ben preparati tecnicamente. Negli anni abbiamo assunto anche un altro stagista che adesso fa sempre parte del nostro ufficio tecnico, e anche ad oggi ospitiamo una ragazza che è la stagista dell'anno. Queste figure tecnicamente preparate per noi sono vitali, fondamentali. Il mercato dell'edilizia per noi è passato da una realtà nazionale a una realtà internazionale, dove il livello qualitativo richiesto è molto alto. Quindi noi, vendendo un prodotto tecnico, dobbiamo essere molto preparati e offrire un servizio di qualità al nostro cliente. E questi ragazzi ci hanno dato una bella mano per avere un'immagine tecnica adeguata alle richieste del mercato. Noi arriviamo a un tasso che è quello dell'87%, quindi vuol dire che 9 ragazzi su 10 al completamento del percorso formativo, quindi di 2 anni, delle 1200 ore in aula e 800 in stage, sono già inseriti a tempo indeterminato nel mondo del lavoro. Non ci sono limiti di età. Quest'anno per la prima volta abbiamo un laureato che ha difficoltà a trovare lavoro e ha pensato di trovare nel percorso ITS una forma di riqualificazione, e questa persona è già inserita nel mondo del lavoro. Direi che l'ITS Red è stata un'esperienza formativa sicuramente molto interessante, accattivante e soprattutto con degli input che danno la possibilità di entrare in quella che è il contesto lavorativo e professionale in maniera molto più preponderante rispetto magari ad altri corsi di formazione. Sono 2 anni che comunque vanno ad incrementare e a completare quello che è un percorso formativo che viene fatto basilarmente alle scuole superiori. Ti dà delle basi molto solide per entrare nel mondo del lavoro e appunto avere la possibilità di fare dello stage all'interno dell'azienda ti apre quello che è il mondo del lavoro. Quindi lo consiglieresti? Sì, assolutamente. Ho finito il primo anno di ITS Red e ora sto facendo i miei mesi di stage e mi trovo bene qui a stage. È stato un bell'anno formativo perché ci sono molte materie che ti ampliano molti ampi spazi nel futuro lavoro, soprattutto nell'ambito dell'edilizia e della bioedilizia, e che a me interessa molto soprattutto per trovare nuovi sbocchi lavorativi nell'ambito green delle case.